Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto arrivano ripercussioni sempre più forti dei venti di guerra che soffiano ai confini dell'Europa, ma non c'è solo il tema della guerra a spaventare le giornate dei veneti. Sappiamo la situazione contingente che era iniziata prima di questa crisi è quella legata ai costi delle materie prime, ai costi del carburante, ai costi per scaldare le case, famiglie e aziende in grande difficoltà. Ora non ci voleva proprio quello che sta succedendo per aumentare i prezzi, per rendere ancora più complicata questa situazione. Noi ci stiamo occupando con le nostre redazioni di questi temi in particolare. C'è anche tanta cronaca oggi perché arrivano notizie di arresti, incidenti e altri interventi dei vigili del fuoco, di salvataggio, interventi dei carabinieri che hanno salvato persone. Insomma, c'è tantissimo materiale di cui parlare nel nostro Focus TG. Siamo in diretta fino alle 13, ci sono i collegamenti con le nostre redazioni per approfondire dal territorio quello che sta accadendo in Veneto in questo momento. Sono già arrivati i dati del Covid perché nonostante insomma non sia più la notizia d'apertura dei telegiornali, siamo ancora con un piede, possiamo dire ancora due fino alla fine dell'emergenza in questa situazione che sta durando da troppo tempo ormai, però i dati ci possono far capire dove stiamo andando. Quindi tanto materiale, tante notizie, tante novità da darvi nel nostro telegiornale, ma iniziamo con l'aumento dei costi delle materie prime, l'aumento delle bollette, una cosa che tutti quanti possiamo toccare con mano, aziende, famiglie, imprenditori, già da qualche settimana. Confindustria dice ormai insostenibile l'impatto del costo dell'energia. Vediamo il servizio. Già da adesso i prossimi mesi secondo me saranno ancora più complicati per le nostre aziende perché rischiamo veramente di veder velare tutta la nostra economia. Saranno settimane e mesi complicati per l'economia veneta e italiana. Pensando alla guerra in Ucraina, il pensiero di tutti va ai cittadini, a chi è rimasto a combattere e a chi sta cercando di fuggire. È l'aspetto più drammatico di un conflitto che lascerà una ferita profondissima sotto tanti punti di vista per molto tempo. L'aspetto economico è sicuramente uno di questi, se si considera che arriva dopo i 2 difficilissimi anni di pandemia. Oggi le imprese si trovano a fare i conti con le sanzioni alla Russia che pesano sull'export, con lo stop delle importazioni dall'Ucraina di materiali quali acciaio, ferro, fondamentali per le nostre filiere, e poi ci sono i costi delle materie prime. L'impatto che sta avendo i costi energetici sta diventando ormai insostenibile. Si andranno a ridurre i margini, gli utili delle nostre aziende. Questo vuol dire, spiega il numero 1 degli industriali veneti, meno soldi per gli investimenti che negli ultimi anni si erano quasi ridotti a zero, ma che alla fine del 2021 avevano visto una ripresa. Rischiamo, aggiunge Carraro, di avere un fermo delle nostre aziende. La carenza di materie prime, il blocco dell'export o le difficoltà di completare le transazioni economiche rischiano di diventare per l'economia una combinazione difficile da affrontare. Rischiamo così di guardare al Covid e a tutto quanto quello che le nostre imprese hanno passato con il Covid per una cosa di seconda importanza. Il tessuto produttivo del Veneto, già colpito in modo piuttosto duro da 2 anni di pandemia, si trova quindi a dover fronteggiare anche l'aumento delle bollette, l'aumento dei costi delle materie prime. Nelle ultime settimane ci siamo occupati con le nostre redazioni di vari settori, in particolar modo dell'artigianato, siamo andati a vedere ceramisti, siamo andati a parlare con le cosiddette imprese energivore, ovvero con chi consuma molta energia, molto gas per produrre comunque le eccellenze di questo Veneto. Ci stiamo occupando anche del costo del carburante con chi consegna tutti i giorni merci e valori, qualsiasi altra cosa nel territorio veneto e anche oltre, quindi chi fa trasporto. Sono tutte veramente situazioni al limite della sopportabilità perché i costi stanno aumentando, lo vedrete anche nel servizio che stiamo per mandare in onda in modo vertiginoso. Parliamo in questo caso del settore del vetro, che in Veneto è davvero un'eccellenza.
Materia prima, fuoco e gas propano. Servono solo 3 elementi per lavorare il vetro, ma sono tanti i costi dietro a questa filiera. Spese ormai sempre più difficili da contenere, è aumentato quasi del 30% il prezzo dei trasporti, bollette energetiche sempre più alte e non solo. Un altro fattore dell'aumento dei costi è sicuramente l'imballaggio. Certamente gli imballaggi nell'ultimo anno hanno praticamente fatto degli aumenti spropositati. Alcuni prodotti siamo arrivati circa a un 80-90% del valore che li pagavamo inizialmente. E è anche difficile oltretutto da reperirli, perché dobbiamo programmare delle consegne di almeno un paio di mesi prima. E un altro fattore da non sottovalutare in questo momento è la guerra in Ucraina. Può incidere intanto in commesse che andiamo a perdere, perché avevamo iniziato un ottimo rapporto di lavoro con dei clienti in Ucraina, e la Russia ovviamente sono già tanti anni che lavoriamo, e che adesso è andato perso, è tutto fermo. Anzi, abbiamo dei prodotti che già realizzati e pronti per partire che sono in magazzino. E per quanto riguarda invece l'aumento dei costi dell'energia? 15 giorni fa, prima che iniziassero questa invasione, è pronto per partire, e adesso chissà, l'abbiamo messo in magazzino, chissà quando potrà ripartire e se partirà. Quindi facciamo il punto della situazione: materia prima, imballaggio, trasporti ed energia. Dove si andrà? Non si sa, speriamo veramente che succeda qualcosa, che le cose si mettano a posto. Vedete, sono molti i fattori che contribuiscono a creare questa situazione. Naturalmente la guerra, tutto quello che era successo prima, i rischi che questa crisi non sia più congiunturale ma diventi strutturale. Ne abbiamo parlato più volte anche con esponenti europei della politica. Il governo ha stanziato dei fondi per dare una mano, ma tutti hanno detto questa è veramente una goccia nel mare, e soprattutto è quasi un dilazionare ciò che avverrà, ovvero serve proprio un cambio di mentalità, un cambio di passo. Serve un cambiamento che molte aziende avevano già fatto con la pandemia. Adesso bisognerà comunque trovare una soluzione. I veneti e il Veneto, lo sappiamo, non si sono mai fermati neanche durante le fasi più difficili dei 2 anni che stiamo ancora vivendo. Sicuramente non verranno fermati neppure da questo. Però se vi è arrivata una bolletta inaccettabile, se avete problemi da segnalarci, se ci sono situazioni legate alla vostra attività o alla vostra vita quotidiana, potete segnalarci tutto al numero che vedete in sovraimpressione, numero di WhatsApp 340 321 8379, gas e luce in orbita, bolletta alle stelle, quanto mi costi, ne parliamo, approfondiamo, cerchiamo di capire come si può uscire da questa impasse. Non c'è solo l'energia a preoccupare molte zone del Veneto, c'è anche la siccità. Ci arrivano notizie di molti consorzi di bonifica in difficoltà perché ormai non piove più in modo serio da molto tempo. La neve in gran parte delle montagne si è sciolta, a parte le alture, insomma quelle dolomitiche, ma nell'altopiano di 7 comuni o sulle zone che dominano la pedemontana di neve non ce n'è più da un po', e quindi scarseggia l'acqua in un momento in cui l'agricoltura ha davvero invece bisogno di acqua. Vediamo. Se la situazione resta quella che è adesso, siamo assolutamente costretti addirittura a non iniziare l'irrigazione, fatta eccezione per qualche tratto, ma su questi casi bisognerà vedere, perché bisogna veramente decidere dove irrigare e dove non irrigare, perché acqua per tutti non ce n'è oggi. Chiaro il messaggio del Consorzio Piave agli agricoltori, ma ancor più chiara la situazione idrica della Marca e purtroppo non solo. E queste immagini di oggi a Nervesa raccontano da sole quale sia la situazione del fiume simbolo della nostra provincia. Il Piave è come un ruscello di montagna, pare di vedere qua. Sicuramente stiamo vedendo tutti gli effetti di tutto questo lungo periodo che non piove, perciò la situazione diventa veramente preoccupante. Come derivazione dal Piave oggi deriviamo metà dell'acqua che normalmente dovremmo derivare per i corsi d'acqua di superficie.
Perché a rischio non ci sono solo le colture, ma anche la vivibilità in città, come Treviso, dove molti scarichi sono ancora sui canali. Riusciamo a derivare il minimo necessario per far sì che la città di Treviso non resti a secco. E questo prima che gli agricoltori aprano le irrigazioni. Quello che soprattutto più ci preoccupa è cosa succederà andando avanti nei prossimi giorni. Usiamo proprio il termine prossimi giorni perché ormai noi abbiamo nelle campagne le aziende che stanno sviluppando tutta la loro attività per preparare i letti di semina e fra qualche giorno siamo in piena semina. Una situazione destinata ad aggravarsi perché non c'è acqua nemmeno in montagna. Sui bacini montani la situazione è drammatica perché noi abbiamo i bacini che oggi sono meno di metà dell'acqua che dovrebbe essere invasata. Ne abbiamo parlato anche con il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Enzo Sonza, che ci ha confermato la situazione che avete appena visto per quanto riguarda l'area del Piave. Inoltre c'è un problema con le risorgive perché la falda sembra essersi abbassata davvero di molto, quindi bisognerà ricorrere in modo importante all'irrigazione fra poco, fra pochissimi giorni, perché la primavera ormai è in arrivo. Sappiamo che l'agricoltura veneta in questo momento ha un disperato bisogno di acqua. Da qui in avanti vedremo che cosa succederà. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Abbiamo chiuso la pagina dedicata alla crisi economica collegata con quello che sono i costi delle materie prime, gli aumenti delle bollette per le famiglie e per le aziende. Ci torneremo poi di sicuro anche nella nostra informazione. Adesso vediamo invece la cronaca, perché ci arriva una notizia dai carabinieri, scusate, dai vigili del fuoco di Vicenza. Chiedo alla regia con Fabio Verin e Renzo Rigon di farci vedere le foto. È successo alle 22:40 di ieri in via Giovanni da Pedemuro a Vicenza. Un uomo è rimasto bloccato in un appartamento in fiamme, di cui possiamo vedere le prime immagini inviateci appunto dai vigili del fuoco. L'incendio è divampato al secondo piano di una palazzina con fiamme visibili dalla strada. I pompieri di Vicenza con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 operatori sono entrati dotati di autorespiratori nell'appartamento in fiamme. Potete vedere i risultati di questo incendio. È stato trovato l'uomo, l'abitante di quell'appartamento, a terra, era ferito ed era rimasto ustionato in gran parte del corpo. È stato portato fuori dall'appartamento e subito assistito dal personale sanitario del SUEM per essere poi trasferito in ospedale. Le squadre hanno intanto spento l'incendio che ha interessato principalmente il soggiorno dell'appartamento. Sono stati evacuati i fumi dal vano scala che rischiavano di creare problemi al resto della palazzina e ha fatto rientrare i condomini che erano stati poi evacuati. A causa di danni è stato inibito l'uso della stanza corrispondente al piano sovrastante del condominio composto da 4 piani. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino a notte fonda. In questo momento non abbiamo ancora l'esito, i referti per la persona rimasta ustionata. Ci dicono i vigili del fuoco rimasta ustionata in gran parte del corpo, quindi sicuramente la sua condizione clinica è molto delicata. Se riusciremo ad avere informazioni dai nostri colleghi di Vicenza ve le daremo nel corso della nostra informazione. Dai carabinieri invece di Treviso ci arriva una notizia. Sono in corso proprio in questo momento in varie località del nord-est 11 ordinanze di misure cautelari emesse nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati a far parte di un'associazione a delinquere dedita a assalti a sportelli automatici di istituti di credito e uffici postali del Triveneto. Attenzione, con ordigni esplosivi ad alto potenziale, quindi i famosi botti notturni. Possiamo vedere alcune delle immagini che ci sono state inviate a corredo di questa notizia. Sta operando il nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, coordinato dalla Procura della Repubblica. Gli assalti hanno riguardato istituti di credito e uffici postali del Triveneto. Gli 11 destinatari sono indiziati in concorso tra loro a vario titolo di furti, tentati furti e danni di banche e uffici, dicevamo, con bottini per svariate decine di migliaia di euro. È in corso
ancora, pensiamo ora, una conferenza stampa nel comando provinciale dei Carabinieri di Treviso e quindi non appena avremo altre informazioni, ma vedete le immagini sono abbastanza chiare, vi daremo aggiornamenti, poi sapremo anche di quali banchi, di quali comuni, di quali territori si parla e potremo approfondire, potremo parlare in modo più diffuso all'interno dei nostri telegiornali. A Padova ancora cronaca, siamo nella pagina della cronaca, è successo davvero di tutto nelle ultime ore. A Padova un pirata della strada ha investito 2 anziane ed è scappato e ora l'automobilista è ricercato. È scappato a tutta velocità invece di soccorrere le 2 donne che aveva investito sulle strisce pedonali. È successo venerdì sera intorno alle 19 in via Ponte di Godarzere. Una delle 2 signore, 84enne, è in pericolo di vita all'ospedale di Padova. Ha fratture alle costole e alle vertebre e problemi ai polmoni. La polizia locale, intervenuta sul posto, è a caccia del pirata della strada. Le 2 anziane erano appena uscite dalla chiesa quando sono state prese in pieno e scagliate a metri di distanza una dall'altra, mentre l'automobilista se n'è andato. Le indagini per individuarlo proseguono a tutto campo. Arriva proprio in questo momento in redazione anche la relazione di una serie di controlli straordinari effettuati nel territorio comunale di Vicenza dal personale della questura. Sequestrati una pistola, un fucile, un pregiudicato straniero accompagnato alla frontiera, ispezionati molti edifici abbandonati, disposti dal questore 5 fogli di via obbligatori, 4 avvisi orali, 7 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. In più sono stati controllati 7 esercizi pubblici, 25 autoveicoli, 161 persone, di cui 47 stranieri, 43 con precedenti penali e o di polizia. Anche qui arriveranno altre notizie nel corso della giornata. Vi invitiamo a seguire il nostro telegiornale TG Vicenza di questa sera per conoscere poi l'esito più dettagliato di questo maxi controllo da parte della questura. Dalla questura ai carabinieri, i militari dell'Alma salvano un 60enne in una casa di 2 ville. Vediamo. Hanno salvato la vita ad un 60enne residente a 2 ville. I carabinieri ieri mattina si sono precipitati a casa dell'uomo, allertati dalla moglie che aveva sentito un tonfo proveniente dal bagno in cui l'uomo si era chiuso a chiave. I carabinieri hanno sfondato la porta trovandolo riverso a terra, privo di sensi. Hanno constatato l'assenza di battito cardiaco e praticato le manovre di rianimazione. Dopo poco è arrivata anche una squadra di vigili del fuoco di Vicenza e il personale del SUEM che ha constatato che il battito del cuore era ripreso. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Vicenza. Torniamo a Padova perché c'è stato un incidente in tangenziale, è morto un poliziotto della squadra mobile. Le lamiere dell'auto storica di Velte si sono trasformate in una gabbia mortale per un poliziotto della questura di Padova. Leonardo Baido, 41enne ispettore della squadra mobile di Padova, è rimasto vittima ieri mattina di un drammatico incidente lungo la bretella che collega Abano Terme alla tangenziale. Lo schianto frontale, avvenuto all'altezza del comune di Selvazzano, ha coinvolto la sua Fiat 500 Abarth storica e un'altra autovettura. Le condizioni di Baido sono parse sin da subito disperate. Quando è arrivato in ospedale il suo quadro clinico era critico ed è deceduto poco dopo. Come ogni mattina l'ispettore, che faceva parte della sezione antidroga della squadra mobile, era andato al lavoro. Verso le 11 aveva detto ai colleghi di non sentirsi bene e aveva lasciato il servizio. L'incidente è avvenuto sulla strada di casa verso Teolo, dove abitava. La dinamica dello schianto frontale è al vaglio della polizia locale di Selvazzano. Illesa invece la ragazza alla guida del SUV che si è scontrato contro l'auto del poliziotto. Perdiamo un fratello e un poliziotto bravissimo, un ragazzo che aveva nel sangue il lavoro che aveva scelto. Queste le parole commosse dei dirigenti della questura di Padova. Sono stati proprio gli agenti e colleghi della squadra mobile ad avvisare la famiglia. Il padre di Leonardo, Maurizio, era stato anche lui un agente di polizia e da qualche tempo era in pensione. Baido, quando si era arruolato, aveva scelto di prestare servizio alla squadra volante di Palermo per essere in prima linea. Poi il ritorno a Padova, 13 anni alla squadra mobile, numerosi gli arresti fatti e le operazioni antidroga a cui ha partecipato. E ora andiamo nell'Alto Vicentino, dove c'è stato un blitz in una casa in cui si spacciava droga, 2 arresti e un rimpatrio.
Un blitz nella casa dello spaccio dove sono stati arrestati 2 nigeriani e un terzo, accompagnato dalla Polizia di Stato al centro di permanenza e rimpatrio di Torino in attesa dell'espulsione. Tutto è partito dalle numerose segnalazioni dei cittadini ricevute dalla Polizia locale Alto Vicentino in merito alle attività di spaccio nell'area verde denominata Castello di Schio. A seguito degli appostamenti che hanno permesso di accertare la cessione di cocaina, eroina, hashish e marijuana a vari tossicodipendenti della zona, è scattato il blitz in un appartamento di Piovene Rocchette. Qui gli uomini della locale e i carabinieri hanno arrestato un 27enne in possesso di 5 ovuli di eroina e di 15 grammi di cocaina. Un altro ha tentato la fuga dalla finestra del bagno ma è stato bloccato dopo una colluttazione in cui l'agente ha riportato lesioni alla spalla guaribili in 3 giorni. Il 28enne è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Infine un terzo individuo è risultato irregolare nel territorio nazionale accompagnato al centro per il rimpatrio. Nel corso dell'indagine venivano anche segnalate alla prefettura di Vicenza 6 persone quali assuntori di sostanza stupefacente. Restiamo nella pagina della cronaca, andiamo a vedere se ci sono novità nell'omicidio-suicidio di Casale sul Sile. Nessuna malattia grave certificata che potesse spingere Franco Gellussic a un gesto così drammatico. Probabilmente la tragedia consumatasi nella casa di via Toniolo a Casale sul Sile non avrà mai una vera risposta. Se esiste, resterà chiusa nei pensieri annebbiati dalla depressione del 73enne, capace di sferrare la coltellata mortale alla schiena dell'amata moglie Flora e di scrivere subito dopo poche righe sconnesse prima di impiccarsi. Non posso vivere senza di te, la mia vita non ha più senso, come se qualcosa di fatale e irreversibile gravasse sulla donna. Una coppia chiusa, molto riservata, troppo a detta dei vicini. Non è escluso che l'isolamento di 2 anni di pandemia sia stato un peso decisivo, ma non è possibile stabilirlo con certezza. Se il perché resta avvolto nella confusione, il come è materia degli investigatori in queste ore. L'autopsia lunedì prossimo dovrà collocare temporalmente l'omicidio-suicidio, almeno 3 giorni prima del drammatico ritrovamento da parte di una delle figlie, e accertare che quella coltellata tra le scapole sia stata il colpo fatale. Mentre l'esame della scena del crimine dovrà stabilire se Flora è stata attaccata mentre era distesa sul letto o in piedi, ipotesi questa che presupporrebbe un tentativo di fuga. Di certo i carabinieri non hanno trovato segni di colluttazione, nessuna lotta. Una disperazione interiore maturata in chissà quanto tempo e chissà quanto sottovalutata, prima di quel fendente che ha chiuso nella tragedia la storia d'amore di una coppia. Chiudiamo la pagina della cronaca con un appello che arriva dall'Alta Padovana, dove un cane di grossa taglia senza guinzaglio ha azzannato e ucciso un cagnolino, un meticcio, senza che il proprietario potesse far niente. Adesso sui social sta girando la richiesta di informazioni, se qualcuno ha visto qualcosa parli. Tam tam sui social network per trovare il molosso che ha azzannato e ucciso un cagnolino lungo il percorso della ciclopedonale dell'Ostiglia. I fatti risalgono allo scorso 1 marzo verso le 17, così scrive la padrona di Spillo, il pincher che è stato azzannato da un pitbull lasciato libero. Spillo stava correndo ai confini del campo che circonda la casa in cui vive a ridosso della ciclopedonale nel comune di Santa Giustina in Colle. Improvvisamente è stato morso alla gola, dopo alcune ore di agonia è morto. Ora la padrona di Spillo ha lanciato un appello per cercare di individuare il responsabile. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tante notizie, abbiamo i collegamenti da fare con i nostri giornalisti sul campo e soprattutto ci sono molte informazioni delle ricadute sul Veneto di quello che sta accadendo in Ucraina, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, e quello che accade in Veneto è legato a doppio filo con i venti di guerra che soffiano alle porte dell'Europa. Più volte in queste ore, in questi giorni, la parola nucleare, il rischio atomico è tornato a spaventare anche i veneti, come ovviamente tutto il resto dell'Europa. Ne abbiamo parlato, in questo caso con i trevigiani. Sentite cosa ci hanno detto. Non è solamente una violenza fisica, vogliamo porre l'accento anche sulla violenza psicologica che le donne
non dico quotidianamente, spero di no, ma molto spesso ricevono e di cui sono vittime. Lividi sul corpo, ma anche nell'anima, e non solo tra le mura domestiche. La violenza è anche nei luoghi di lavoro e va affrontata da più parti. Una delle fragilità della donna è senz'altro la minore forza fisica rispetto al maschio, che la espone ad aggressioni fisiche ma anche verbali ed emotive. Aggressioni più visibili e aggressioni più mascherate, come quelle che avvengono nei luoghi di lavoro, quando il differenziale di potere può diventare ricatto economico ed essere lesivo non solo in termini di carriera ma anche di stretta sopravvivenza. Nasce con questa intenzione l'evento organizzato da CNA Impresa Donne, che domenica mattina dalle 10 alle 13 alla Loggia dei Cavalieri vedrà spiegato un corso di difesa personale aperto a tutte e tutti. Obiettivo: condividere informazioni, strumenti, tecniche affinché le donne possano gestire con efficacia situazioni pericolose o potenzialmente tali per la propria incolumità fisica e psicologica nei luoghi di vita e di lavoro. Tra i relatori il colonnello Gianfilippo Magro, comandante dei Carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, ma anche il carabiniere in congedo e investigatore privato Michele Rizzo, che pone l'accento sulla prevenzione. Perché l'aspetto preventivo non è soltanto, diciamo così, fisico, materiale, ma spesso appunto è anche di avere una certa consapevolezza, una certa attenzione. Perché l'esperienza sul campo ha più volte dimostrato una verità spesso sottovalutata. Di quanto qualsiasi preparazione fisica e tecnica si possa anche conseguire nelle palestre, se il mio atteggiamento mentale non è corretto nel momento specifico, poco potrò fare a livello fisico. Allora, poi vedremo il servizio sui venti di guerra che soffiano alle porte dell'Europa, perché adesso andiamo a Padova, dove c'è il nostro Guido Barbato che ci aggiorna su tutte le ultime notizie dalla città, dal capoluogo e dalla provincia. Buongiorno Guido. Ciao Ferdinando, buongiorno a tutti. La città di Padova è scossa principalmente per quello che riguarda le forze dell'ordine e la Polizia di Stato. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, dopo appunto questo incidente stradale di cui è stato vittima nella tarda mattinata di ieri l'agente Leonardo Baido, di 41 anni, molto noto, molto stimato, diciamo che era un po' una figura che non si spendeva mai, non si tratteneva mai, insomma, nella grande prestazione del suo servizio contro la criminalità. Pensate che figlio di poliziotto, appena entrato in servizio volle essere destinato a Palermo alla squadra mobile, poi rientrò a Padova, dove per circa 11 anni, lo ha ricordato così il capo della mobile di allora, il dottor Marco Calì, per circa 11 anni fece parte di quel gruppo che tra virgolette veniva definito così delle nutrie di questo corpo speciale di componenti della Polizia di Stato, che in maniera magari diciamo coperta contrastava, insomma il loro servizio, la loro missione era quella di contrastare il mercato della droga a Padova e provincia. Veramente tutti i vertici della questura di Padova sono sgomenti per quello che è successo, che non doveva succedere, anche vista insomma la giovane età di Baido, visto che appunto il grande affetto e la stima di cui godeva fuori il lavoro e dentro il luogo di lavoro, e questo lavoro per lui era davvero stata la sua missione, un lavoro anche delicato, come forse avrete capito dalla narrazione così della sua carriera. Era originario di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, dove risiedono i suoi genitori, appunto il papà Maurizio, ex poliziotto, ora appunto in pensione. È probabile che i funerali si tengano lì nei prossimi giorni, ancora non è stata stabilita la data, mentre ultimamente risiedeva a Teolo, nella zona dei Colli Euganei, non molto distante probabilmente da dove è stato vittima di questo incidente stradale nella mattinata di ieri, mentre guidava una 500 Abarth storica. Ecco, purtroppo non ha avuto scampo. Guido, allora abbiamo per visto, quanto riguarda invece abbiamo visto il servizio, infatti hai fatto bene ad aggiornarci sulle reazioni padovane riguardo alla morte di questa persona così nota. Per quanto riguarda il resto, andiamo prima sulla cronaca, poi parliamo invece delle ricadute sul comparto termale dei venti di guerra.
Allora, velocemente faccio una domanda a te. Hai già parlato del pirata della strada, suppongo? Abbiamo già visto con i nostri telespettatori il servizio del pirata della strada. Allora, se ci sono novità le diamo, altrimenti bene. aspettiamo allora, che arrivi. Parliamo di cronaca politica. No, allora passiamo alla cronaca politica, perché finalmente a sindaco di Padova si è candidata una donna. È sempre una buona notizia quando finalmente appunto nella corsa alla carica di primo cittadino o insomma una carica politica di un certo livello si candida una donna. È l'avvocato padovano Francesca Gislon. La sua presentazione è in corso in questi minuti. La Gislon appartiene a quel gruppo politico che si chiama Orizzonti, ideato e capitanato dall'ex assessore Marco Carrai, che nella precedente tornata di votazioni per il comune di Padova aveva sostenuto in primis Arturo Lorenzoni e poi ovviamente al ballottaggio Sergio Giordani. La Gislon presentandosi ha messo tra i primi punti del suo programma soprattutto la vicinanza e il sostegno alle misure per le famiglie, sia per quanto riguarda il momento contingente così difficile che c'è per il ceto medio e medio-basso, sia per in prospettiva futura trovare delle misure in cui davvero investire a sostegno dei cittadini, magari qualche opera pubblica in meno, è stato detto pochi minuti fa durante la conferenza stampa, e riportare la vicinanza degli amministratori locali ai problemi delle famiglie. Come secondo punto un punto piuttosto originale, ma non per questo poco importante o non di attualità, è l'educazione anche tra uomo e nei rapporti tra uomo e donna, visto che dalla sua esperienza di avvocato dice la violenza sulle donne è nelle case, nelle famiglie, insomma ne ho vissuta abbastanza sia come professionista sia come volontaria. Questo un secondo punto tra i primi tre. Il terzo, i rapporti costanti e continui con l'Università di Padova. Comunque nelle nostre prossime edizioni ve la faremo anche vedere, insomma, visto che, a meno che non so se è riuscito a mandare al volo il video, l'avvocato Gislon, presentato da Marco Carrai come normale che sia, e poi e dopodiché appunto ha presentato se stessa con questi punti principali del suo programma elettorale in vista appunto delle comunali di Padova. Perlomeno abbiamo anche un volto abbastanza nuovo e soprattutto un giusto equilibrio anche tra uomo e donna, no? Guido, cosa dici, Ferdinando? Guido, allora la corsa padovana al sindaco sarà sicuramente tema importante nelle prossime settimane, anzi immaginiamo che salirà il livello dello scontro. Ci interessava capire se abbiamo già informazioni invece le ricadute sul comparto turistico termale di quello che sta accadendo nell'est europeo. Sì, certo. Allora, gli albergatori delle terme in particolare sono molto preoccupati perché, proprio l'abbiamo sentiti pochi minuti fa, dopo 2 anni di assenza della clientela russa legata appunto al Covid, per il fatto che spesso i vaccini che sono stati somministrati in Russia non sempre erano convalidati o accettati insomma dall'EMA, dopo 2 anni di assenza di questi turisti speravano di rivederli dalle loro parti, anche perché sono turisti che spendono molto e puntano a un turismo di alta gamma. Dopo magari non sono fedelissimi, qualcuno ha anche fatto questa precisazione, magari non danno una loro continuità di presenza, ma quando vengono insomma hanno una capacità di spesa piuttosto elevata. Questa guerra, tra virgolette, insomma virgolettate presa con le pinze, non ci voleva ovviamente anche per questo aspetto economico per le terme euganee, perché si contava proprio sul ritorno. E allora diceva proprio poco fa Emanuele Boaretto, che è a capo degli albergatori della zona euganea, ora se avevamo impostato anche l'accoglienza appunto a un certo livello di offerta e anche le ditte intorno ad Abano e Montegrotto, non solo gli alberghi, adesso forse dovremo anche rimodulare questa nostra offerta, cioè non potendo più contare su questi turisti dalla capacità di spesa elevata, dovremo un po' riconvertire le nostre strutture anche magari a un'accoglienza più magari sì medio-alta, ma non più certo da persone senza problemi di spesa, come così almeno si presentavano in passato prima del 2020, insomma prima del febbraio 2020. Questo è un po' il problema. Poi se volete un rapido accenno ve lo posso fare, ma qui le notizie vanno verificate e le stiamo verificando, sulla presenza invece di acquirenti di alberghi
di provenienza russa. Al momento sappiamo che a Montegrotto, dopo un fallimento, è stato acquistato un hotel da un fondo di investimento multinazionale in cui ci sono anche dei russi. Si tratta dell'hotel Commodore. Sarebbe stato acquistato da un fondo russo, ma il sindaco di Montegrotto Mortandello non ha ancora avuto la conferma che l'asta, perché è stata una vera asta, sia andata a buon fine per questo fondo di investimento. Quindi andremo a verificare. Ad Abano Terme abbiamo forse una multinazionalità di proprietà in alcuni alberghi in funzione, almeno 3, ma non esattamente riconducibili a russi. Guido, prima di lasciarvi andare chiediamo a te e Francesco Ratai, naturalmente se la cosa è possibile, di farci vedere al volo, giusto per qualche secondo, come si sta muovendo Padova in questo sabato ormai di primavera conclamata. Riusciamo a dare un'occhiata al centro città, vediamo se... Gira la camera. Ecco, vediamo che Guido ci confermi, c'è parecchio movimento, siamo davanti all'università, siamo nel cuore pulsante di Padova, tra il Pedrocchi e l'università, e c'è un bel po' di gente. Vuol dire che Padova insomma ha ormai ripreso il ritmo quotidiano che si vedeva prima della pandemia, prima di tutti questi disastri che stiamo vivendo. Allora, con queste immagini, Guido, ringraziamo te e Francesco Ratai per questo collegamento. Noi torniamo in studio, lanciamo la pubblicità e state con noi, torniamo fra pochissimo. Abbiamo tutti ancora i servizi sulle ricadute dall'Ucraina ancora da vedere. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Abbiamo sentito nel nostro collegamento da Padova i timori degli albergatori per le ricadute immediate dell'assenza del turismo russo in generale, o comunque dall'est europeo, per un comparto che si stava rialzando dopo un periodo, come per tanti altri settori della produttività veneta, davvero difficile. Come dicevamo, non c'è solo l'economia a far paura, c'è anche lo spettro atomico, lo spettro del nucleare. Ne abbiamo parlato con i trevigiani. Io ho anche un figlio di 2 anni e 5 mesi e mi spaventa la cosa, perché sinceramente non so dove stiamo andando a finire. Anche Putin e comunque gli altri paesi, non so, sembra tutto un po' strano. Siamo vicino e anche tutti i paesi attorno, quindi la paura c'è. Paura e disorientamento sono i sentimenti dei trevigiani di fronte all'attacco russo sulla centrale ucraina di Zaporizhia. In tanti sono ritornati al 1986 a Chernobyl. Mi ricordo tutto perché ero ancora giovane in quegli anni là, ed è stato un brutto colpo per tutti, anche per i russi soprattutto. Io mi auguro di no, però credevo in tante cose, poi potrebbe succedere di tutto, sì. Mostra la sua macchina fotografica questa ragazza nelle ore in cui la guerra si combatte anche con la propaganda. Sono un po' sinceramente sconvolta, ogni tanto penso che vorrei riuscire a usare il mio lavoro per aiutare o per mostrare cosa sta succedendo, però sì, forse pecco di paura, di un po' salvaguardia di me stessa. A tenere un filo diretto con l'Ucraina è Giulia, dal 2008 in Veneto dopo aver studiato alla Ca' Foscari. Mi hanno contattato gli amici e dicevano: per favore diteci cosa si sente dall'Europa, perché qui stanno bombardando le stazioni energetiche. Noi siamo molto preoccupati, siamo terrorizzati, però volevamo sapere se il mondo lo sa. Da giorni Giulia sta coordinando una vera e propria gara di solidarietà tra Marche e provincia di Venezia. Centinaia i pacchi consegnati solo in questo B&B di Sant'Elena di Silea, diventato un centro di raccolta di viveri di prima necessità. A portarli nella sua città Kiev è Victor, che da giorni a bordo di un pulmino macina migliaia di chilometri. Сложная ситуация в Киеве и вокруг Киева то же самое сложно все. La situazione è molto molto difficile, non solo a Kiev ma anche attorno a Kiev. Народ надеется на все, что все будет хорошо, и Украина победит. Il popolo nutre le speranze per la pace, che tutto andrà bene e che Ucraina vincerà.
Слава Україні! E nel Padovano le case di riposo avviano una raccolta di fondi per gli anziani. Stiamo vedendo in questi giorni negli occhi delle tantissime ragazze ucraine che lavorano nelle nostre strutture quale sia la disperazione. Roberto Volpe, presidente Euripa, l'associazione che riunisce l'80% delle oltre 300 residenze sanitarie per anziani del Veneto. Strutture in cui lavorano molte operatrici ucraine che il dramma della guerra lo vivono sulla loro pelle. Ucraine come moltissime assistenti familiari. Dai loro occhi, dalla loro paura, nasce l'idea di avviare una raccolta fondi destinata agli anziani non autosufficienti che vivono in case di riposo o nelle famiglie e che dal paese martoriato non potranno scappare. Ma credo nessuno meglio di noi può immaginare in quali situazioni si trovino gli anziani non autosufficienti che ci sono anche in Ucraina. Quindi noi abbiamo pensato di fare un qualcosa per loro che sono costretti a rimanere lì e che sicuramente non potranno essere spostati, e anche agli anziani che in una condizione di assoluta mancanza di autonomia o di possibilità magari sono rinchiusi nelle case. 2 euro a posto letto, la richiesta che Euripa indirizza a tutte le strutture del Veneto già approvate dal lungo periodo della pandemia. Una raccolta fondi allargata a chiunque voglia contribuire. Grazie alla collaborazione con la Regione, da Euripa un impegno. Una volta raccolta la somma, di cui daremo anche rendiconto pubblico, è quella di versarla nei conti correnti delle strutture per anziani non autosufficienti che ci indicherà l'ambasciata ucraina in Italia. E non poteva mancare l'impegno degli alpini che, come sempre, quando c'è da rimboccarsi le maniche, sono sempre presenti. Un mese fa non ci avresti fatto caso o gli avresti dato un valore diverso. Nella sala riunione della sezione dell'Ana di Belluno c'è un dipinto con raffigurato a destra un asilo sorto dove caddero i nostri militari durante la sventurata campagna di Russia. A sinistra una marcia nella neve di persone che fuggivano dalla guerra. Immagini che purtroppo raccontano invece la storia di oggi. Noi abbiamo un contatto in Ucraina, un contatto che da molti anni sta operando con un'associazione umanitaria, che ci hanno chiesto di raccogliere degli indumenti per le donne e per i bambini, perché nella fase di fuga, diciamo così, hanno potuto raccogliere solo in parte quello che avevano, e quindi ci siamo attivati attraverso i 44 gruppi alpini nostri per raccogliere quanto possibile. Una storia fatta anche di aiuti che gli alpini si sono immediatamente attivati per raccogliere. Non pensavamo che la generosità dei bellunesi raggiungesse un quantitativo così consistente, per cui abbiamo sospeso al momento la raccolta per riuscire a far andare a buon fine quanto abbiamo già raccolto e quanto trasporteremo di persona fino al confine con l'Ucraina, dove poi verrà già dato alle persone bisognose. Come arriva appunto al confine e quale confine avete scelto? Il confine della Polonia, perché il nostro corridoio di passaggio è proprio sul confine della Polonia. È bastato dirlo e le sezioni sono riempite di indumenti che si è provveduto a dividere, catalogare e sanificare, e che entro al massimo una decina di giorni raggiungeranno il confine tra Polonia e Ucraina. I venti di guerra soffiano lontani, ma ci sono preoccupazioni locali come quelle dei residenti di Strana, dove c'è una base molto attiva. Per le informazioni che abbiamo la situazione è comunque tranquilla, la pista è stata riaperta appunto da metà gennaio, ma quelle che si stanno svolgendo sono le normali attività di volo. Non abbiamo avuto indicazioni di allerta. Ho voluto sentire per avere rassicurazioni in merito e questo è quello che ci hanno detto. Di fronte all'escalation in Ucraina si sente di rassicurare i suoi concittadini Maria Grazia Gasparini, sindaco di Strana, comune famoso in tutta Italia per ospitare una delle principali basi dell'aeronautica militare, sede del 51esimo Stormo, reparto da ricognizione d'appoggio tattico operativo con i velivoli AMX e soprattutto Eurofighter Typhoon. La base da circa 2 anni è tornata parte integrante della difesa aerea nazionale e l'anno scorso ha visto dei lavori di riqualificazione della pista che avevano portato a uno stop temporaneo dei voli, ripresi per l'appunto con il nuovo anno. Quelli in corso sono dunque esercitazioni di routine già programmate. Ha ripreso la propria attività perché per
6 mesi era stata sospesa appunto per dei lavori che hanno coinvolto la base, quindi attualmente, ripeto, sono riprese le normali attività degli aerei. Lei si sente di rassicurare i cittadini? Da questo punto di vista, con le informazioni che abbiamo, direi di sì. Basta guardare il monumento nel cuore del paese sulla Castellana per capire quanto il legame tra l'aeroporto militare e il territorio sia profondo e quanto i timori per un allargamento del conflitto siano reali. È chiaro che sentire l'aereo che si alza ti riporta immediatamente a questa ansia che penso sia condivisa e che sia anche naturale, insomma. Si alzano mattina, sera, notte, quindi è tutto normale per noi da un certo punto di vista. Adesso fanno un po' più paura, perché si pensa che possano essere utilizzati per la guerra lì in Crimea, in Ucraina. Con quel casino che c'è là non si sa cosa può succedere, perché le teste non si sa cosa pensano. È una preoccupazione reale, speriamo che non succeda niente e che ritorni la pace. Già, la pace, parola che viene più volte evocata da Istrana, paese da sempre associato alla sua base militare, parte un messaggio inequivocabile. Assolutamente sì, assolutamente. Speriamo davvero che questa guerra abbia fine quanto prima. Passiamo ora al tema del coronavirus, l'emergenza dalla quale, dobbiamo ricordarlo, non siamo ancora usciti nonostante tutte le apparenze. Perché? E ce lo conferma la tabella che ci arriva dall'azienda Zero della Regione Veneto, che vediamo con la regia di Fabio Verin. Ci sono ancora 50.000 persone positive in Veneto, per l'esattezza sono 49.628. Sono 3.866 le nuove positività riscontrate con i tamponi nella giornata di ieri, per un totale di 1.349.041 veneti positivi. Dall'inizio dell'emergenza sono da segnalare purtroppo anche 13.893 persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci spiega come la sanità del Veneto stia reggendo a questa spallata del Covid, si spera ultima spallata del Covid, e vediamo che in Veneto abbiamo 898 persone ricoverate in area non critica, di cui 477 positive e 421 che si sono negativizzate. Quando la forbice fra questi due numeri si riduce, vuol dire che la situazione è positiva, in via di risoluzione. Sono 83 le persone ricoverate in terapia intensiva, qui addirittura il numero dei positivi è minore rispetto a quello delle persone negativizzate, rispettivamente 36 e 47. Vediamo i numeri. Meno 18, ovvero un bilancio negativo di 18 unità per quanto concerne l'area non critica, un bilancio negativo di 4 unità per quanto concerne la terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare ancora morti, sono 14 i decessi avvenuti negli ospedali del Veneto a causa della Covid. L'altra tabella, vediamo al volo, quella dei vaccini, continua con numeri piuttosto bassi la campagna vaccinale, 7.200 dosi somministrate nella giornata di ieri, di cui 347 prime dosi, 1.160 i cicli completati, 5.700 booster. Il Veneto ha fornito l'89,1% delle dosi a disposizione, sono 10.848.270 le dosi somministrate, di cui 3.100.000 le prime dosi, 4 milioni e mezzo i cicli completati, 3 milioni le dosi booster, 3.200.000 le dosi booster. Adesso andiamo a Vicenza, giornata decisamente importante, quella di ieri per Vicenza, perché c'è stata l'audizione per la gara, ormai siamo quasi al rush finale, per decretare la capitale della cultura 2024. Vicenza è in lizza. Capitale della Cultura 2024, va di scena la finalissima. Vicenza è in corsa con altre 9 città italiane, tutte agguerrite, tutte pronte a investire su storia, arte ed eccellenze tipiche. Lo scatto finale non è ieri, non è domani, è oggi. È il giorno dell'audizione decisiva. La commissione ministeriale si collega da Roma ed è mezzogiorno e 47 minuti quando tocca alla città del Palladio. Il sindaco col suo staff si fa trovare schierato in uno dei templi della cultura di
di Vicenza, il Teatro Olimpico, il primo teatro stabile coperto al mondo. Diretta esclusiva trasmessa da Media Nord-Est. Noi abbiamo un pacchetto storico legato al passato, che è quello legato ad Andrea Palladio, quindi i palazzi, le ville, i percorsi, eccetera. Ora vogliamo guardare avanti. Silenzio, parlano le istituzioni, gli imprenditori che raccontano il progetto per il 2024, una città in cui tutti si mettono in rete, dai cittadini alle associazioni, dalle imprese alla diocesi, tutti produttori di cultura, anzi di invenzioni nell'accezione palladiana, dove l'invenzione è idea, intuizione, l'arte è invenzione, come sono invenzioni i prodotti dell'eccellenza vicentina, invenzioni che nascono dalla ricerca, dalle aziende all'avanguardia, da chiunque si impegni nel processo creativo del futuro. È un turismo industriale, come l'ha definito la Commissione, che è una novità assoluta. I musei all'interno delle aziende, le aziende che si aprono come musei e diventano visitabili ai cittadini. Cambiano gli scenari, dal Teatro Olimpico a Palazzo Chiericati, perché tutto è in gioco, tutto è in corsa. Le mostre in Basilica, i palazzi, le ville e non solo la città del Palladio, ma tutta la provincia, perché l'invenzione è bellezza senza confini urbani. La Commissione chiede quanto investirà Vicenza sulla cultura nel 2024. Normalmente Vicenza investe 8 milioni di euro l'anno. Per l'anno 2024 abbiamo già previsto oltre 4 milioni in più agli 8 milioni che già normalmente vengono investiti tra pubblico e privato, e poi tutti gli investimenti sulle infrastrutture culturali che già sono in atto, sono in corso. Facendo un esempio, l'ampliamento del Chiericati, l'acquisto di Palazzo Tiene, piuttosto che i lavori sul Cannetti, sull'Auditorium Cannetti. Questi alcuni esempi concreti che ho voluto portare alla Commissione. Un'ora che scivola via veloce, l'audizione termina così e dentro il 29 di marzo si saprà chi ha vinto. Ma comunque andrà, per Vicenza è stata una vittoria, perché la città del Palladio adesso ha sperimentato un sistema. I campanili della città hanno imparato a suonare insieme, c'è voglia di fare, c'è aria di rinascita. Essere capitale della cultura, in fondo, non è un titolo ma un merito. Ci arriva nel frattempo un aggiornamento della notizia che vi abbiamo dato in apertura, ovvero gli arresti effettuati dai carabinieri di Treviso. Sono 11 le persone sottoposte a misure cautelari, 8 in carcere e le altre con obbligo di dimora. Si tratta di persone già note, quasi tutte alle forze dell'ordine, italiani di età compresa tra i 27 e i 60 anni. Sono 15 gli assalti a bancomat e di uffici postali e istituti di credito che sono ritenuti essere stati fatti da questa banda, fra riusciti e tentati, avvenuti nelle province di Treviso, Venezia, Rovigo, Pordenone, Udine e Trento. Quindi in tutto il Triveneto 180.000 euro il bottino complessivo della banda, nelle cui disponibilità sono stati trovati quasi 20.000 euro in contanti. Nel corso della nostra informazione questa sera ai telegiornali vi daremo altri aggiornamenti riguardo a questa notizia, riguardo a tutto quello che abbiamo visto fin qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto, ringraziamo Fabio Verin e Renzo Rigon per la regia. Vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.